Dobbiamo assolutamente smetterla di parlare con i media pensando che questi lo facciano per divulgare informazioni. A me piacerebbe uscire questa sera o più tardi domani, insomma, da quest'aula con delle risposte, perché qui fuori abbiamo, fuori ma non solo fuori anche dal palazzo, delle persone che ci stanno incalzando, che ci stanno chiedendo delle cose ben precise, ma non solo loro, soprattutto la rete. In questi giorni poi che eravamo a casa abbiamo avuto modo di girare un pochino più in rete, vogliono sapere una cosa molto chiara. Ma è vero, ci sono i dissidenti? La risposta è assolutamente no. Qualunque tipo di intervista, di opinione, significa dare loro in mano delle armi, quindi non è voler tenere, zittire le critiche, anzi io senza critiche penso non si vada da nessuna parte, ma fornire delle armi, anche spuntate, ma comunque delle armi al nemico. Questa è la mia opinione. Allora io sono convinto che in assoluta buona fede ci siano stati degli errori, anche ripetuti purtroppo, da parte di alcuni di noi, errori che però adesso non possono più essere tollerati. Noi siamo qua per cambiare il sistema, siamo qua per mandarli a casa tutti e comunque per permettere al Paese di avere una prospettiva di speranza che altrimenti non avrà. Io leggevo pochi giorni fa un post, se volete anche molto molto semplice, per certi versi, in cui si davano indicazioni relative al nostro prossimo futuro economico. Non c'è affatto da ridere, il Paese è alla frutta. Ci vogliono far credere, attraverso i media sapientemente orchestrati da loro, che invece la prospettiva è ben diversa e rosea e che magari con la nostra corresponsabilità si potrebbe addirittura velocizzare questo aggancio della ripresa. Non ho più esitazioni, non ho più dubbi, ma mi sono reso conto che con questa gente non c'è possibilità affatto di collaborare perché il Paese possa tornare ad avere una speranza. Per cui, ancor più di prima, con forza, sono convinto che questa sia una gerontocrazia che va semplicemente rispedita a casa, anche perché continuano ogni giorno di più a far danni. Ruberò ancora poco tempo. Sì, qual è il pericolo? Che noi, non ben consci di tutto ciò, si dia la sponda a chi il sistema ci manda affinché noi si scivoli. E chi sono questi signori? I giornalisti. Sono speculazioni su fatti che non si sanno minimamente se si verificheranno oppure no. Tutti questi film non sono pure operazioni di fantasia. C'è chi ci guadagna, e sono PD PDL che si gestiscono questo tipo di relazioni di ricatto tra moglie e marito che si sono già insomma consolidati come coppia, l'abbiamo visto, forse, ripeto, ingenuamente qualcuno di noi che spera, frustrato da questi mesi di oggettiva difficoltà a cambiare lo stato di cose, cerca delle vie per riuscire a cambiare lo stato che giustamente Nicola prima diceva di questo Paese è drammatico alla frutta, e questi signori non se ne accorgono. Allora io penso che andare a sostenere l'idea di un governo 5 Stelle o di un governo che supporti, supporto tecnico, qualsiasi ipotesi che noi adesso, di cui adesso noi possiamo discutere, va a infrangersi contro alcuni paletti, alcuni punti fermi. Il primo è il Presidente Napolitano, che non ha mai accettato nessuna delle nostre proposte, no? E quindi finché c'è lui dubito che avremo un'opzione in questo senso. E la seconda è il PD, che non ha votato nulla di nessuna dei nostri emendamenti, mozioni, proposte, anche quelle più di buon senso, e lo stesso vale anche per il PDL. L'idea che questi partiti possano fare qualcosa di buono con noi è oggettivamente lontana. Anzitutto una premessa di questa riunione, ovviamente di questo incontro, di quello di domani, sentiremo solo parlare delle cose pittoresche, ma delle cose magari serie dette nell'ambito di questa parte della riunione, ovviamente nessuno riporterà nulla, e lo dico ai media che ci stanno ascoltando. Siamo stati eletti sulla base di un programma elettorale fatto da 20 punti e noi quei 20 punti dobbiamo portare avanti come primo obiettivo. Tutto a casa, piccole e medie imprese, ricordate, reddito di cittadinanza. Su queste tre cose ci dobbiamo basare. Avendo chiaro queste, secondo me tutto il resto riusciamo anche ad affrontarlo. Se qualcuno che era sui palchi e faceva la campagna elettorale poi si è dimenticato di quello che urlava,
forse ce lo deve dichiarare ora, ma non tra qualche giorno, lo dichiari ora. Io posso dichiarare personalmente che Laura Bottici non intende appoggiare nessun governo che non sia esclusivamente del Movimento 5 Stelle, non voglio fare nessuna alleanza, la rete non la vuole, ci ha votato il 25% per questa cosa. Ci sono persone che in qualche modo si sentono più senatori di altro, e non per utilizzare in malo modo la parola, ma più competenti, più stanno cercando un riscatto della propria vita qua a Roma, ha sbagliato il luogo. Noi siamo qua perché siamo portavoce e dobbiamo portare le voci che abbiamo urlato in campagna elettorale e cercare di salvare quest'Italia, perché è vero che non abbiamo più tempo, l'Italia non ha più un soldo, stiamo toccando delle riserve basilari per il nostro bilancio di Stato, quindi questi ci raccontano delle frottole immense, non diamogli credito e non ascoltiamo i giornali su quello che possono dire, se affermano delle stupidaggini smentiamo. Scusate, voglio capire a che livello sia l'informazione italiana. Questa è Repubblica, Movimento 5 Stelle, le accuse dei senatori a Grillo, basta bigottismo e post violenti. Voi sapete meglio di me che molto spesso si legge non l'intero articolo ma il titolo. La discussione che abbiamo avviato oggi sarebbe condensata da questo. Noi saremmo qui a mettere sul banco d'accusa degli imputati Beppe, assolutamente fuori da ogni... No, non si può denunciare, però la diretta ci serve per far capire a che livello di mistificazione della realtà si sia arrivati, e come Repubblica anche altri. Tra l'altro, no, vorrei dire ai giornali che non abbiamo ancora terminato l'assemblea, dal momento che hanno scritto a chiusura di assemblea, siamo ancora qui. Comunque, è già questo. Quello che Barbara voleva dire, e anche Paola, adesso lo dico io a nome di tutti, magari guardando anche le telecamere perché ci sta ascoltando: Repubblica, vergognatevi, vergognatevi. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so.